Si terrà domani a Gorizia il 72esimo incontro annuale dei friulani nel mondo. All'Auditorium della Cultura Friulana i lavori saranno seguiti da 31 dei 140 fogolars che fanno capo a Friuli nel mondo e da un gruppo di una trentina di giovani di discendenza friulana attualmente in regione per programmi di scambio promossi dall'ente. A garantire la massima partecipazione anche la diretta TV e streaming di Telefriuli dalle 10:30. Un incontro, quello di Friuli nel mondo, che viene a Gorizia ovviamente nell'occasione di Go 2025, ma anche direi soprattutto perché questa parte di Isontino ha visto una grandissima immigrazione, partita ancora 150 anni fa e ha interessato molti paesi. È motivo ancora di più quindi per ribadire quello che è il tema dell'identità, quello che è il tema della friulanità, in un contesto però che è il messaggio che porta Go 2025, un contesto di integrazione, di operosità, di presenza, di crescita condivisa e congiunta, questo senza confini, che è stato ovviamente il tema degli emigranti, ma soprattutto il tema di una crescita, di una capacità di vivere fra minoranze e costruire fra minoranze il proprio futuro. È il messaggio credo che debba uscire anche da Go 2025. Domani ci aspettiamo una presenza di numerosi nostri circoli che vengono dall'Italia, dall'Europa e anche qualcuno dall'Argentina, sono intervenuti dagli Stati Uniti e ci aspettiamo che appunto ci sia questa opportunità di mantenere e rafforzare il ponte e i legami tra il Friuli di oggi e il Friuli che sta nel mondo, che un di oggi anche quello cambia, ma riteniamo rimanga sempre legato alla sua tradizione e al suo inizio.